per la drammatica alluvione che ha investito la Liguria e prima ancora la Liguria e la Toscana e che ci lascia in ansia anche in queste ore. Tante vittime, tante famiglie nel dramma, Genova e tanti meravigliosi paesi, cari agli italiani e a tutto il mondo, terribilmente devastati. Cittadini che vedono le loro case e i loro beni invasi, travolti dall'acqua. Una tragedia. Noi ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime e alle popolazioni colpite. Noi ci saremo in ogni sede utile e per tutto il tempo necessario perché vengano le risposte dell'emergenza e del soccorso e poi del ripristino e della ricostruzione. E cominciamo oggi stesso da San Giovanni, lanciando una grande sottoscrizione per un aiuto concreto. Da questa piazza un abbraccio commosso ai cittadini colpiti della Liguria e della Toscana. Siamo tanti, tantissimi davvero in questa piazza, ferita dalle violenze di poche settimane fa e che oggi noi riportiamo alla sua storia migliore. San Giovanni non è solo una piazza, è il simbolo di tutte le piazze del nostro Paese, luoghi dove il popolo italiano, con i suoi partiti, le sue associazioni, i suoi sindacati, ha fatto la nostra democrazia. Luoghi di pace, di festa, di lotta, e non permetteremo mai che rimangano vuoti o che rimangano muti. Non lo permetteremo mai. E anche per questo fatemi dire grazie alle forze dell'ordine che anche oggi non hanno fatto mancare il loro impegno, il loro servizio prezioso. E grazie alle associazioni, ai movimenti che hanno scelto di essere qui, con i loro simboli, le loro proposte. E un saluto ai giovani democratici, come sempre presenti, attivi, e a quel gruppo di giovani democratici di Roma, aggrediti vigliaccamente da dei delinquenti fascisti che girano ancora a Roma, coccolati e impuniti. È una vergogna che non intendiamo più tollerare. Un saluto alle forze del centro-sinistra, SEL, IDV, i socialisti, i moderati di Portas. Vedo le vostre bandiere, grazie per questa presenza generosa. Ma il saluto più affettuoso lo voglio dare ai nostri ospiti europei e internazionali. Li abbiamo accolti con emozione, amicizia, fraternità. Sappiamo bene che questa manifestazione si svolge nel cuore di un'emergenza drammatica per l'Europa e per l'Occidente intero e di un'emergenza ancora più drammatica per l'Italia. Ma proprio la coscienza della difficoltà ci spinge a pronunciare oggi una promessa e a stringere un patto con le grandi forze del progressismo europeo. Lo facciamo a Roma, nella città dove si firmarono i primi trattati dell'Unione e dove si è scritta la Costituzione dell'Europa. La nostra promessa è che riporteremo l'Italia là dove deve stare, là dove ci aspetta il mondo. Riporteremo l'Italia alla sua dignità, al suo buon nome, alla vocazione europeista che fu di Spinelli, di De Gasperi e che è di Romano Prodi. Il
fatto è che tutti assieme, noi, le grandi forze della democrazia e del progresso, rilanceremo il sogno di un'Europa politica, sovrana, forte della sua civiltà, aperta verso il mondo. Dopo l'euro non si va indietro, si va avanti, avanti. Perché l'euro non è la malattia è l'Europa delle destre, l'Europa azzoppata dalle destre. L'Europa della signora Merkel e del signor Sarkozy. Quanto a Berlusconi, lui nella tragedia si è ritagliato un posto, ma solo nelle vignette di satira. E sia chiaro che anche di questa vergogna dovrà rispondere. La destra, dunque, non altri, ha messo in ginocchio l'Europa, a partire da come hanno gestito l'emergenza della Grecia. Certo che quello era un problema serio, ma poteva essere isolato con facilità. La Grecia è il 3% del PIL europeo, ma ha prevalso la loro dottrina, quella coltivata per anni, quella della chiusura e del ripiegamento difensivo in politica e quella di lasciar fare al mercato in economia, e hanno prodotto un disastro. E così, per non aver voluto spendere uno, adesso spendiamo 1000. Ora, solo ora, anche le destre si svegliano e scoprono che abbiamo un destino comune, ma è tardi. Dopo che a piene mani si è seminato l'egoismo delle persone, dei territori, delle nazioni, adesso improvvisano, balbettano, inventano soluzioni che durano un giorno. Di colpo scoprono che bisogna mettere qualche briglia ai mercati, ma peccato che le briglie non ce le hanno più, le hanno gettate via. E allora, tocca a noi. Io lo dico a François Sigmar, agli altri leader europei con i quali parliamo e che la pensano come noi. Questa volta dobbiamo riuscire, non possiamo fallire, dobbiamo tornare tutti a vincere, per ridare speranza, riforme e un'etica comune a un grande continente. Tocca a noi, ai democratici, ai socialisti, ai liberali veri, rifare l'Europa e farla democratica, sovrana, giusta, libera. Noi lavoreremo a un continente più unito nelle sue politiche economiche e sociali, lo renderemo di nuovo protagonista sulla scena internazionale. E per riuscirci combatteremo assieme da subito con una nostra piattaforma, perché l'Europa si dia finalmente gli strumenti per garantire gli euro, gli strumenti per controllare la finanza e farla partecipare a uno sforzo comune, gli strumenti per sostenere investimenti, occupazione, crescita. Questo, cari democratici, è il primo messaggio che si leva da qui. Mai come oggi tocca alle forze progressiste alzare la bandiera dell'Europa, perché nel ripiegamento, nell'idea che ciascuno si occupa solo di casa sua, vincono le destre e i risultati li abbiamo sotto gli occhi. Ma oggi a Roma è giusto che prendiamo un altro impegno, ugualmente decisivo, ed è spingere l'Europa a fare quello che non ha mai fatto davvero. Guardare al Mediterraneo finalmente. Il Mediterraneo, il nostro mare. Verrà un giorno in cui questo nostro mare si lascerà alle spalle le tragedie e i lutti di adesso. Un giorno in cui lanceremo fiori sull'acqua per ricordare con vergogna la barbarie di migliaia di esseri umani, donne e bambini annegati mentre inseguivano una speranza di vita. Verrà il giorno delle istituzioni libere nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Verrà il giorno in cui i popoli di Israele e di Palestina vivranno in pace da fratelli nei loro stati. Noi quel giorno lo vogliamo e lo vedremo. Siamo pronti a una nuova era di scambi, di amicizia, a darci la mano per crescere assieme. E l'Italia deve portare l'Europa a quell'incontro.
e il nostro Mezzogiorno deve portare l'Italia, tutta l'Italia, a quell'appuntamento. E assieme ai progressisti daremo all'Europa una voce dentro il mondo globale, perché il mondo è globale, ma non per questo è diventato un mondo giusto, rispettoso dei diritti umani. È un mondo dove gli squilibri sono ancora intollerabili e scrivono il destino di miliardi di persone. Ma c'è un solo modo per evitare le crisi che stiamo vivendo, un solo modo: crescere un po' tutti senza troppi squilibri nei rapporti economici e commerciali e crescere ciascuno nel suo paese senza diseguaglianze sociali indecenti. Un'altra strada non c'è. E per arrivarci bisogna regolare i grandi fattori della globalizzazione: la finanza, l'accesso alle materie prime, la temperatura del globo, le migrazioni, le guerre, e debellare la fame e nutrire il pianeta, gli obiettivi al centro dell'Expo di Milano 2015. Bisogna dunque fare dei passi graduali, ma sicuri, verso un governo democratico del mondo. Questa per noi, per il Partito Democratico, lo diciamo da Roma, deve essere la piattaforma di una nuova grande organizzazione delle forze progressiste e democratiche del mondo, che oltrepassi le famiglie più antiche e gloriose e unisca le forze in nome di quei valori indisponibili che sono l'uguaglianza e la libertà. La sfida è immensa, ma è appassionante creare le idee guida per un mondo nuovo, guardare di nuovo all'economia reale, alle persone, alle cose, ai beni comuni, ai valori delle società, idee guida alternative a quelle disastrose della destra, così che le crisi di oggi non si ripetano mai più. Care democratiche e cari democratici, in questo quadro difficile ci siamo noi, c'è l'Italia, un grande paese, lasciate che lo ripeta, un grande paese, un grande paese. Alle spalle abbiamo una storia complessa, abbiamo conosciuto grandezze e tragedie, 2 guerre mondiali, il colonialismo, una dittatura e la vergogna delle leggi razziali, ma anche la forza di un popolo che ha sempre saputo rialzarsi e ripartire, come dopo il fascismo, quando in una manciata d'anni un panorama di macerie morali e materiali ha lasciato il posto a una delle potenze industriali del pianeta. Anche per questo, fra le cose che ci indignano di più è vedere il nostro paese sbeffeggiato, vedere che all'estero dell'Italia si ride. Questo non era mai accaduto e questo non lasceremo che accada mai più, mai più. Perché, nonostante tutto, siamo ancora fra i 10 paesi più ricchi del mondo, abbiamo un patrimonio ineguagliabile di bellezze, di risorse, di capacità, abbiamo una geografia cruciale e siamo presenti a milioni in ogni angolo del mondo, gente che lavora, gente rispettata, gente per bene. E allora